Disruptive learning. Oggi quello che veramente servono delle competenze trasversali. Il cambiamento passa attraverso l'educazione e la disruption passa attraverso un recupero di quelle che sono in realtà delle competenze antiche legate all'artigianalità, legate al saper fare, al saper risolvere dei problemi. Questo coniugato però a delle competenze nuove che sono sicuramente frutto di nuove tecnologie a cui o siamo capaci di padroneggiare o saranno loro a padroneggiare noi. Allora, se io devo pensare al futuro di Verona, ma come al futuro di qualsiasi città, penso che tema numero uno sia la mobilità. La mobilità sarà sicuramente il tema dei prossimi anni perché va a cambiare completamente quella che è la configurazione di una città. Oggi abbiamo delle città che sono state pensate, specialmente in Italia, durante un lungo periodo collegato dagli antichi romani fino al Medioevo all'umanesimo. Dopo abbiamo inserito questo oggetto che sono le macchine che hanno fatto da padrone e hanno deciso quella che era un po' la conformazione della città. Domani questo andrà a cambiare ancora perché il tema della mobilità è un tema che sicuramente andrà a vincolare anche quello che è l'aspetto della nostra vita rispetto all'ambiente. Altro punto fondamentale che purtroppo fino ad oggi un po' negletto è quello della Smart City. La Smart City è sicuramente il concepire in maniera nuova la città, in una maniera che possa essere più amichevole. Diciamo che quelle che sono le visioni del futuro, sempre grigie di luoghi dove piove sempre, dove la gente è triste, io ci credo poco. Io penso che effettivamente la Smart City potrà portare veramente un livello di abitabilità e di, come dire, il cittadino diventa un consumatore e tutto il digitale è volto al consumer friendly, alla customer experience ed effettivamente questo cambiamento sarà centrale in tutto quello che è l'implementazione tecnologica della nuova città.